Buon pomeriggio ragazzi, ci eravamo lasciati con questo combattimento dove cadavamo in questa specie di imboscata, diciamo così, nell'esercito non si vedeva, sul nostro sentiero, con le forze nemiche che ci sbarrano la strada. Noi abbiamo una legione bella, bella, bella grossa, bella ciccia, quasi praticamente full stack se non sbaglio, perché sono 3, 6, 7, 14, 18, quasi full stack e combattiamo contro l'avversario che è anche quasi full stack lui. Come fa a far 18 più 15? Non fa 36. Dio ti maledica, te da un sciaffone che ti pituro su quel muro, tomare puttana. Che te colpo, Dio caro. 15 e 18, quanto fa? Coglione! Non perdiamo tempo perché questa va vinta subito in modo tale da sottomettere Pupuldeva al nostro volere. Andiamo ragazzi e ce la giochiamo ovviamente. Bentornati. Perfetto ragazzi, la posizione è elevata rispetto a loro, quindi saremo noi ad attenderli, vediamo poi se loro verranno tra le nostre braccia oppure no. Ci spostiamo qui in alto, come sempre andiamo a mettere la fanteria nella posizione avanti, le unità più lente le mettiamo al centro, perciò faremo così, e faremo 3 qua e 3 di qui, tanto loro possono anche muoversi, fare un bel quadratone. Le nostre unità di arcieri le mettiamo davanti, un po' distanziate, la cavalleria la lasciamo invece nascosta qua. Creiamo gruppo di selezione. Queste che unità sono? Ah, ok, i nostri spadaccini che serviranno da supporto nelle retrovie li mettiamo qua. E il generale per ora lo separiamo dalla cavalleria, visto che abbiamo una cavalleria abbastanza ciccia. Ok, possiamo partire. L'unica cosa, esatto, volevo dargli la formazione a Cuneo, perché io uso la cavalleria principalmente per sfondare, non per combattere. Ok, spostiamoci in una posizione un po' più bella. Questa qua così. Così siamo in vantaggissimo proprio. E attendiamo. Con la cavalleria non molliamo la posizione finché non l'abbiamo poi raggiunta. E vediamo se sono loro che vengono da noi o noi che andiamo da loro. A vedere così sembrano loro vengono da noi. Allora ci mettiamo un po' più così. Potrei anche fare qualcosa di imboscata, sapete? Però vediamo. Sembra un po'... Ok, si sono girati e stanno avanzando piano piano. Allora, vediamo i loro arcieri dove sono. Qui davanti. Qui davanti, qui c'è la cavalleria. Le unità di fanteria sono rimaste un po' indietro. Qui c'è indietro il generale, che è appiedato però. Potrei andare a trovarlo. Andiamo a trovarlo, dai. Andiamo a farci il generale. Vediamo loro come reagiscono. Adesso che hanno visto la mia cavalleria. Vediamo la loro cavalleria come reagisce. Ok, ci avviciniamo. Ok. Voglio solo caricarli. Con la cavalleria full stack. Questa, però. Allora, invertiamo. Wow, che bellissima questa cosa qua che girano tutti insieme, bellissima. Ok, c'è lo scontro. Bene. Una bella caricata abbiamo dato, benissimo. Quindi una cavalleria l'abbiamo intercettata. Loro sì, hanno... Sì, va bene. Hanno la cosa di attaccarli appena li vedono. Facciamo gruppo di selezione. Questi sono cavalli. Questa cosa non mi piace molto. Però secondo me ne abbattiamo tanti prima che ci facciano una vera carica. Avviciniamoli un attimo. Esatto, guardate, non fa niente, anche se ci caricano. Bene, qua intanto la cavalleria ce la siamo fatta. Allora, secondo me beccano tanti di quelle frecce che ci pensano 2 o 3 volte.
Esatto, guardate che tornano indietro. Adesso siamo un po' sotto attacco, ma rimaniamo. Bene, andiamo a prenderci il generale. Rimaniamo qui per ora. L'unica cosa che mi turba è che ci prendano di lato da questi. Quindi lasciamo i Velitas qua. Questi se ne devono tornare indietro. Questi anche. Facciamo tornare tutti indietro a questo punto. Li spostiamo di qua. Forse loro. Ok. Loro gli diamo scudi. Scudi. E loro sono già a posto così. Ok, facciamo arretrare. Qua abbiamo caricato il generale. Fatemi vedere. Wow. Bello grosso il generale. Allora. Facciamo così. E facciamo venire poi la cavalleria da qua. Ok. Iniziamo a pushare. Con calma, non abbiamo nessuna fretta. Questi sono un po' più in difficoltà, quindi spostiamo di qui le nostre truppe. Il generale... No, il generale lo lasciamo così per ora. Andiamo a aiutarli. Ecco qui. Perfetto. Separiamoci. Ok. Bene. Qui l'unità è scossa, perfetto. Andiamo di chiusura anche questa. Ok. Ci bombardano, vabbè ormai li terminiamo questi. No, niente, entriamo dentro perché... Dai ragazzi però. Dai, forza. Resistono abbastanza bene. Loro hanno finito le frecce, allora andiamo. No, andiamo di qua. No, teniamo qui. Qua. Ok. Cavalleria qua che ha dei problemi. La facciamo arretrare. Gli facciamo fare un giro e poi li facciamo ricaricare ancora dal dietro. Spostiamo in avanti questa. Attenzione. Andiamo qua. No, aspettate, giratevi. No, ok, va bene. È arrivato adesso il generale, ma troppo in ritardo. Anzi, facciamo andare via subito questi. Li attacchiamo in questo modo. Qui scendiamo, portiamo il generale un po' più in avanti. Ok, quelli li lasciamo lì. Ci penserà poi la cavalleria. Dai ragazzi. Ok, instabile. Dai, dovete farli scendere. Dai ragazzi. Dai ragazzi, 63, 64. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai ragazzi. Ok. Torniamo indietro, andiamo a prendere questi. Ok, portiamo il generale a questo lato.
attacchiamo. Dai ragazzi che dobbiamo sbriciolare. Ok. Bene, attaccate da 3 cariche di cavalleria. Questa la tiriamo indietro. Perché poraccia non è messa bene. Ok, dai che scossa. E il mio generale. Qua. Ok, andiamo. Andiamo tutti a un bel boost. Ok. Perfetto, sono collassati anche loro, perfetto. Potevo giocarla meglio, a dire la verità, questa partita qui, però vabbè. Andiamo, spostiamoci di qua. Allora, andiamo subito a prendere questi. Ok. Iniziamo a far fuori i sopravvissuti. Benissimo, qua il fronte è collassato. Ok. Iniziamo l'aggiramento. Generale di qua. Bene. C'è un po' il collasso, un po' di tutto. Andiamo a intercettare questi che stanno scappando. Ok. Me la prendo comoda perché la battaglia ormai è vinta, però. Ok. Guardali qua. Come collassano. Bene ragazzi, massacriamoli. È rimasto solo il generale. No, no, continuiamo, continuiamo. Altro che... Ovviamente voi non lo vedrete come consueto. Ok ragazzi, finita la battaglia. Andiamo a vedere un po' quanto abbiamo perso. Ne abbiamo persi tanti, 500, quasi 600 uomini. Sono un po' troppi per i miei gusti. Però va bene, abbiamo fatto anche tante promozioni. Loro praticamente completamente asfaltati. Completamente. Ottimo. Ottimo, ottimo. Andiamo a liberare un'altra regione. Miei cari Tilis, passerete sotto il lato romano. Perfetto. Mamma mia, devastati. Liberiamo, schiavizziamo o uccidiamo. Allora, diamo l'esempio, spargiamo il terrore e li uccidiamo. Spargiamo il terrore nella regione. Ok, andiamo a terminare il lavoro. Modalità equilibrio, non c'è bisogno di esagerare. Perfetto. Vabbè, 4 unità perse, vabbè. E questi li schiavizziamo.
Andiamo di qua, perché poi l'obiettivo sarà tenere questo ponte. Allora, ovviamente successivamente lo faremo. Qui, allora, Tilis. No, non vogliono il trattato di pace. Mm. Ma ci sono tra l'altro dei miei alleati, perfetto. Sono incursori. Scusate, ma io l'attacco qua come l'avevo... Ah, ok. No, 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 va bene, va bene. Continua l'assedio. Ok, qui abbiamo un solo loro esercito. Va bene. Allora, qui possiamo sbloccare un po' di roba, farselo, però no. Apollonia, io lo farei diventare... Allora, abbiamo un... qui abbiamo già un porto commerciale. Quindi io farei diventare un pescivendolo. Quasi quasi. O, se no, cos'è l'alternativa? Una banchina. E anche una banchina in realtà, eh. Anche una banchina, perché da questo lato abbiamo un porto grande, non abbiamo la banchina. Sì, facciamo banchina. Qua la lasciamo così un attimo perché voglio vedere qua cosa si può fare. Vedete, tipo questo è importante. A parte che come eravamo rimasti qui. Queste erano navi. Navi, sì. Allora, avevamo fatto due biremi d'assalto. Ok, e loro si stanno rinforzando, benissimo. Ok, quindi potrei sbloccare Parnormus, andare a svilupparlo, però... Agrigentum, bene, ok. Qui non posso fare nulla in questa provincia, qui neanche, quindi gli sviluppi li posso fare qua o di qui. Qui sarebbe da togliere questo qua e sbloccare la caserma di Manipoli, che però già abbiamo da Apollonia, a meno che non la vado a togliere da Apollonia. Oppure la vado a smantellare. Vado a smantellare, vediamo cosa ci consiglia. Qui abbiamo più ricchezza interna con l'agricoltura, ma io non voglio l'agricoltura, io voglio avere più risorse economiche per il commercio, visto che commercerò con tanti di loro adesso. Mi avanza ancora 1000, direi che andiamo a riempirci un po' la flotta. E vado a farmi una trireme. Quadrireme, visto che ci mancano le trireme. Eh, Lui potrebbe arrivare qua in difesa, però... Aleria, quanto ha? Quanti uomini ha in difesa? 1, 3, 6. Buono, 6. 2, 3. Mi faranno un po' schifo. Vediamo cosa succede se vado a disturbarli. Visto che ho l'appoggio anche delle navi della città. Messi male, ma anche perché il suo generale è veramente forte. Allora, la mettiamo più lontano possibile qua. Qua e gli diamo reclutamento di una trireme. Vediamo loro poi cosa ci faranno. Non so se è rischioso così, perché ho paura che attacchino la città. E non voglio attacchino la città. Piuttosto mi fanno fuori la flotta, ma la città la vorrei mantenere. Va bene. Andiamo avanti col turno. Eccola qua, ok. Ce ne andiamo via a questo punto. Ritiriamoci. Vediamo se ci seguono. Sembrerebbe di no. No, non ci hanno seguito. Meno che cambino idea, però.
Ah, ci attaccano loro. Ci attaccano loro, 1600 contro 3002, cacchio. Cacchio. Hanno anche tanti arcieri, eh. Riuscire a farglieli fuori con la cavalleria potrebbe essere fattibile. Dovrei anche essere in salita, quindi messo in una posizione buona. Io di arcieri ne ho abbastanza, però di truppe centrali non ne ho così tante da combattere tutti questi. È vero che il loro livello non è altissimo, però non fanno neanche schifo. E ho anche questi per tirare frecce. No, ritiriamoci, tanto c'è l'altra legione. Non vedo il motivo di andare a attaccare, cioè di fare questo scontro. Lo rimandiamo. Ok, abbiamo una rivolta. La figlia nobile viene da te con una richiesta. Sua madre, una donna molto influente, vuole mandarla al tempio di Atena, dove diventerà una sacerdotessa della tessitura. La Grazia ci chiede umilmente di permetterle di fare del consiglio di pianificazione della città. E quello che abbiamo sentito è un'ottima studentessa di matematica. I suoi precettori sono davvero orgogliosi di lei. Dovremmo intervenire. O rifiuta e prendiamo 1000. A 1000 non mi cambia. Assumiamola. Abbiamo una rivolta. Abbiamo una rivolta qua. Ah, questo mi obbliga a tornare indietro. Che ci potrebbe stare però tornare indietro, ragazzi. Vediamo, dai, magari ci vengono in soccorso. Poi comunque ci sono 10 di difesa, non è così semplice arrivare a noi. Andiamo a fare le industrie o la cittadina. Commercio locale. Tutto il commercio è male. No, andiamo a fare le industrie. Cittadina la faremo un'altra volta. Allora, qui abbiamo una spia loro. Questi però dobbiamo eliminarli perché sono quelli più vicini a noi. Allora, loro sono i più grossi, però sono quelli messi così così. Allora, potremmo unire qualche velita tra loro. Allora, li portiamo di supporto. E attacchiamo con questi. Adesso va bene, ragazzi, non c'è neanche bisogno di combatterla, voglio dire. Cerchiamo di... Vabbè, non cambia niente, 1%, 2%. Non cambia nulla. Speriamo di non perdere truppe. No, mamma mia, com'è possibile così messi male? E la Madonna, che è successo? E la Madonna, vabbè. Allora. Mm, però non capisco cosa cambia da libera o soggioga. Però io farei soggioga. Perfetto. Perfetto, perfetto. Quindi Pupuldeva rimane, cioè è sotto il controllo romano adesso. Si può ribellare però, va bene. No, no, no. Accordo commerciale e voglio che mi paghi. No, così. No, non vuoi più? Va bene, rimani nel tuo allora. Tu devi venire qua a curarti però. Ok. E ci prendiamo allora un po' di fanti. Potrei prendere dei viliti. Questi no, questi no. Vediamo se c'è qualche cosa di misto. Ah, tipo i peregrini non sembrano male. Sono con le lance queste. Sono con le lance. Mi piacciono particolarmente, tra l'altro. Oppure la cavalleria dei peregrini.
Ah, non sembra neanche male, tra l'altro. Bonus carica alto. Allora prendiamoli. Prendiamoli, dai. Ne prendiamo due. E questi li andiamo ad unire. Facciamo così. Così se ne sbloccano due. E poi mi interessavano anche in realtà... aspettate, dove sono? Questi qui. Con la lancia. Quindi ne prenderei tre. Ok. E loro devono tornare indietro contro questi qua. Ok. Loro sono 16. Prendono anche loro uno con la lancia. Ok, diciamo che adesso il perimetro attorno alla Macedonia è stato, come si dice, sistemato. Pergamon era in guerra anche con loro, ok. Ok, ci dà un patto in aggressione alto. No, rompi stato cliente, no. Togli stato terapia. Partecipa alla guerra contro, no, pagamenti. Vediamo quanto, 6.000. Wow, mi danno anche questo. Wow. Facciamo così. No. Fatto in aggressione. No. Alleanza militare me l'accetta. Mi accetterebbero anche alleanza militare. Mi accettano alleanza militare. Ma sì, dai. Bene, ho un alleato. Un alleato che non commercia con me, però loro non mi vogliono ancora dare l'accordo commerciale, va bene. Però mi sembra che sia migliorato l'atteggiamento, mi sembra. Va bene, dai, abbiamo recuperato un alleato militare. Perfetto, speriamo che non ce l'abbiano dato perché sono in guerra. Bene, intanto qui il rapporto di costruzione, bene, a Tessalonica, abbiamo migliorato le strutture, o convertite, adesso non mi ricordo, comunque buono. Gli uomini qua sono un po' cagosi, però vabbè, speriamo di non avere problematiche. Tratto acquisito dittatore, popolazione ignara, popolazione travagliata, agente incognito scoperto. Ok, va bene. Continuiamo il turno. Aspettate, ho un'abilità non risolta. Ah, tra l'altro, bene. Gli diamo la furtività, gli diamo capacità di movimento alla mappa campagna. Però sono nell'esercito, probabilità sì. E poi no, pane MCCS non ci interessa. E qua. Ok, allora la nostra spia sta facendo il suo dovere, bene. Qui rimaniamo così. Ah, la nostra flotta, ragazzi. La nostra flotta. Ah, guardate, guardate, cosa è successo? Possiamo potenziarla. Che è successo? Scafi di livello 1. Riusciamo a potenziare tutto? Sì. Al pelo.
Bene, abbiamo migliorato i nostri scafi. Bene, 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 bene. Bene, 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 bene. Ah, qua iniziano a subire un po' di perdite, a stare nel mio mare. Teniamoli qua in zona, in range. E vediamo un po'. Se vogliono venire da noi o no. Va bene, l'unica cosa che volevo fare, ed è l'ultima, poi concludo il turno, è la spia di... No, non posso più fare niente qua, è vero. Allora la teniamo qua a controllare la zona. Bene. Bene, bene, bene. Oltre ad avere una visione globale di questa zona qui, che non è male, riesco ad avere anche un buon controllo, una buona protezione su questo territorio, più di quello che ho in Italia, per assurdo. Certo, mi mancano queste due province qui. Va bene, signori. Allora, finiamo il turno qua. Il prossimo cliccherò sul tastino e noi ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao ragazzi. Forza Roma.